io dico, si può avere la motocicletta così carica per una notte? Ciao Fabiuzzo! Ragazzi scusate, ma voi l'avete vista invece la zona di Radusa quanto è pazzesca, tutta quella zona gialla? Quelle macchie di giallo. No, è tutto giallo, non c'è verde. Allora mi sono confuso con questa zona. Il Far West a Enna. Non è che si fermano, maledetti, che c'era una visuale pazzesca. Io cosa gli devo mettere nel video? Tutto quanta motocicletta, ma santo, ma pure questo mi dovete fare perdere. Queste sono le scorciatoie di Francesco. Queste sono le terme, le antiche terme di Sclafani Bagno. Il posto dove dormire. Vieni qua. Ti do un pezzettino di pane. Andiamo a mangiare cagnetti selvaggi. E stasera noi restiamo qua. È deciso che restiamo qua. La notte in Navaga è stata emozionalmente sconvolgente. Non lo so se consigliarla. Non lo so. Quella lì sotto, ma vedete, non si vede, questa qui è l'autostrada Catania-Palermo. E ogni volta che si viene verso Palermo, a un certo punto tu ti trovi davanti una muraglia, un muro di pietre, una montagna. Ti trovi questa montagna e noi siamo su quella montagna. Tra l'altro non sono che le Madonie. Mi hanno fatto fare una salita dimostruosa. Era talmente la tensione che ho dimenticato anche ad attaccare la telecamera. Pendenza del 50%. Si sono lanciati così a occhi chiusi. Se non fa dritto, che fa dritto. Comunque voi non siete normali, eh? Non siete normali. Stavo valutando il fatto che questa strada è... Con la motocarica, ragazzi, mi sono sotto. A un certo punto ero nel mezzo, dovevo andare a sinistra, non si andava, scivolava. C'è in coppia frizione, ha detto come finisci seconda? E ne scivo. Infatti poi è quello, a come finisci seconda.
Vabbè ragazzi, adesso è tutto pianeggiante, possiamo andare. È andato tutto bene? È andato tutto bene?